La donazione di sangue è fondamentale perché sappiamo che in Sardegna c'è una carenza di sangue legata al fatto della necessità nei pazienti, soprattutto talassemici. La Sardegna importa tutti gli anni circa 30.000 sacche dal continente, quindi non siamo autosufficienti. Noi facciamo una rete nell'ambito dei vari centri trasfusionali per cercare di compensare, quindi chi ne ha di più le dona, cioè le consegna a chi ne ha di meno. La realtà sarda comunque è fatta di un indice di donazione, diciamo, anche abbastanza elevato, visto che siamo pochi. Per poter donare è necessario avere i requisiti, ma soprattutto avere la consapevolezza e l'informazione necessaria per poter donare in maniera consapevole. Quindi si fa del bene non soltanto a chi riceve, ma anche a chi dona, perché teniamo sotto controllo il nostro stato di salute, ma soprattutto facciamo una donazione, un dono che molto spesso gratifica. Per poter donare bisogna avere requisiti, diciamo, fisici, bisogna avere più di 18 anni, pesare oltre 50 kg e stare in un buono stato di salute.